Un paese sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda la pratica sportiva ed in particolare quella della pallavolo è Arzignano. Ad Arzignano si gioca a volley nel bell'impianto sportivo che all'occorrenza può essere sdoppiato in 2 campi diversi. Noi abbiamo un 125 tesserati e come campionati abbiamo la Serie C, la prima divisione, la seconda divisione che fa un Under 18, un Under 16 che farà la terza divisione, un Under 13 e un gruppo di mini volley. La prima squadra di Arzignano prende parte al massimo campionato regionale femminile e l'obiettivo è proprio quello di mantenere la Serie C. Sono più di 10 anni che noi militiamo nel campionato regionale e in questi 10 anni abbiamo raggiunto anche i playoff o promozione. Quest'anno la squadra ha subito dei cambiamenti, abbiamo ringiovanito la squadra con l'inserimento delle atlete Under 18. L'età media è sui 20-22 anni e noi ci preferiamo di fare un campionato di metà classifica. Se dopo viene qualcosa in più è meglio, ma diciamo che l'obiettivo nostro è quello di far crescere alcuni atleti giovani che abbiamo inserito e ricostruire un po' la squadra per gli anni prossimi. Le immagini si riferiscono alla seconda divisione femminile, che sostanzialmente è la maggiore squadra giovanile dell'Arzignano. Questa squadra fa il campionato di Under 18 in quanto l'anno precedente ha fatto l'Under 16, alcune ragazze erano fuori età. Comunque la squadra è il primo anno, è giovane, l'età sarebbe dal 92 in poi, noi ne abbiamo la squadra formata complessivamente da tutte ragazze del 93-94, per cui è un anno un po' critico per certi aspetti per l'esperienza non ancora acquisita. Comunque il gruppo è valido, si impegnano notevolmente, abbiamo l'handicap di fare 2 campionati consecutivi che da una parte è un handicap e da una parte è anche un vantaggio perché hanno molta possibilità di giocare e per cui si programma un'attività in funzione dell'anno prossimo che dovrebbe essere l'anno in cui si danno i risultati migliori sempre a livello dell'Under 18 che è il campionato provinciale giovanile. La società è stata lungimirante, coinvolgendo queste atlete fin dalle prime classi delle scuole elementari. Noi abbiamo cominciato a giocare insieme come squadra dalla quinta elementare, quindi col mini volley, e poi siamo arrivati sempre più su in categoria. Adesso giochiamo in Under 18, facciamo il torneo di seconda divisione e quest'anno ci sono 2 new entry che sono quelle più grandi. E l'obiettivo per queste squadre si trova proprio in società ed è quello di approdare un giorno in Serie C. Sarebbe un sogno, è quello che sogniamo tutte e speriamo di arrivarci comunque. In realtà ad Arzignano il passaggio in Serie C è già in essere, come ci spiega il tecnico Daltoso. Noi abbiamo un paio di ragazze che si allenano con la Serie C e nell'Under 18 vengono a giocare qualche partita. È un impegno perché vuol dire che le ragazze si fanno anche 4 allenamenti a settimana, per cui merito loro anche per i risultati che l'Arzignano sta raggiungendo, insomma. Il lavoro societario prosegue senza intoppi dunque, grazie anche alla vicinanza dell'amministrazione attenta alle dinamiche sportive. L'amministrazione comunale innanzitutto ritiene che lo sport sia fondamentale per far crescere dei buoni cittadini, quindi con queste società sportive c'è un rapporto consolidato che vuole continuare nel tempo investendo in strutture sportive, visto che da molti anni Arzignano non aveva nuove strutture sportive, ma investendo anche in un supporto. Per esempio da quest'anno tutte le attività giovanili ad Arzignano sono gratuite.